Si erano accampati a Lambioi, il parco sulle rive del Piave a Belluno, ed avevano costruito una tenda con teli, transenne e tronchi di legno abbattuti da vaia. Non hanno fatto i conti con i controlli della polizia locale che l'8 agosto scorso li ha identificati e scoperto che erano irregolari. Per 4 cittadini pakistani sono scattate le procedure previste dal decreto sicurezza bis, tuttora al vaglio della questura, ma nel frattempo gli stranieri si sono allontanati da Lambioi e risultano irreperibili. Il fenomeno che si osserva a Belluno non è nuovo, ma dopo l'entrata in vigore del decreto sicurezza bis, spiega il sindaco, è diventato ingestibile. Adesso i provvedimenti legislativi non permettono più di rimuovere queste persone, di prendere queste persone in carico e toglierle dalla strada. Il decreto dice che devono essere rimpatriate, ma intanto non vengono rimpatriate. Quindi queste persone ufficialmente non esistono, nella pratica esistono e sono sempre di più. Davanti alla questura di Belluno ogni mattina almeno 3 o 4 cittadini pakistani stazionano per avviare le pratiche di richiesta d'asilo, ma se già registrati nel portale Eurodax in un altro paese comunitario, e il sovente è la Germania, sono costretti a tornare dal via. È una misura del decreto sicurezza che si chiama sicurezza, però in questo caso produce degli effetti molto negativi, non solo per un fatto di decoro ma anche proprio di sicurezza, perché queste persone diventano in qualche modo manodopera a basso costo, per la criminalità organizzata. Il problema è stato denunciato dai sindaci di ogni colore politico. Non siamo stati ascoltati prima che venisse scritto il decreto. È stato un grosso errore secondo me, perché noi abbiamo presente quello che succede sul territorio. Dalle scrivanie romane hanno scritto un testo che riguardava il territorio senza sapere esattamente che cosa succedeva e che cosa sarebbe successo. La ricetta dei primi cittadini guarda da un lato all'integrazione per una migliore gestione del fenomeno, dall'altro alla rigenerazione urbana. I parchi pubblici e gli edifici abbandonati non dovrebbero essere oggetto, in qualche modo, di occupazione da parte di nessuno, e che adesso ci hanno tolto gli strumenti per poter evitare questa situazione.